Solo il rumore del mare è l'unico suono che in questo weekend si percepisce a Jesolo. Il resto, le strade, le piazze, la spiaggia, tutto vuoto. Complice la foschia, certo, ma all'indomani della stretta con misure antistruscio e con l'obbligo alla chiusura domenicale dei negozi non c'è l'ombra dell'assalto al litorale cui avevamo assistito sabato e domenica scorsi. Questa settimana vedremo molta meno gente, anche se qualcuno nonostante tutto viene lo stesso. Siamo venuti più che altro anche per vedere che non facciano vandalismi e cose negli appartamenti, come succede spesso. E che effetto fa vedere il weekend tutto chiuso, senza persone che vengono magari da altri comuni? Un po' di desolazione. Aleggia un senso di desolazione e vuoto, non solo figlio dell'effetto fisiologico che subiscono le cittadine di mare in autunno e inverno, ma dell'invito a non muoversi per limitare le occasioni di contagio. Noi viviamo solo con le città limitrofe tra Padova, Treviso, Sannonà che vengono a farsi la passeggiata a stare al mare. Così per noi non ha senso, è meglio una chiusura totale. Così sappiamo tutti che siamo chiusi e vediamo. Essendo tutti i negozi chiusi, già da domani è completamente diverso perché noi lavoriamo 2 giorni alla settimana. Effettivamente a Jesolo in questo momento lavoriamo solo 2 giorni alla settimana. Penalizzarci nel chiudere non solo i negozi ma anche magari la passeggiata dove, al mare, dove la cosa non può dar noia a nessuno perché giustamente l'aria è più fresca e si respira meglio, è una cosa che è controproducente per noi. Non c'è nessuno, la domenica scorsa c'era gente, però erano tutti nei bar e nei ristoranti, più che altro i bar. Chiudono i negozi, che però non avevamo tutto questo afflusso e l'hanno lasciato i bar aperti. Centri spopolati e outlet chiusi, intanto si installano le luminarie e si spera di poter riprendere almeno a Natale.